Buona giornata a tutti, siamo al terzo appuntamento della rubrica chiamata Ecologia e Territorio. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di argomenti impegnativi, di argomenti legati all'inquinamento e oggi mi piaceva parlare di un tema a me molto caro che è il Piave, e per fare questo ho chiamato un amico e un esperto che è Claudio Rorato. Grazie di essere venuto. Buonasera a tutti. E faremo un excursus su questo elemento, diciamo, del nostro territorio che è importante sia dal punto paesaggistico, ma è stato determinante nella storia. Si sono occupati di lui anche letterati, per cui dico abbiamo tantissimi argomenti di cui trattare. Il Piave, ricordiamo, è il fiume per eccellenza del Veneto, perché comunque è stato teatro di storia, teatro molto importante, ma è anche il quinto fiume italiano ed è il suo corso lambisce solamente nella regione Veneto, passa attraverso 3 province. Mia nonna mi diceva sempre: il Piave nasce da Perarol e va dove che il vol. Perché si diceva questo? Perché in realtà mi sembra di aver capito che il corso del Piave negli anni è mutato, è cambiato, la foce si è spostata. È vero, Claudio? Certo, il Piave ha una caratteristica credo unica fra i fiumi italiani, perché è un fiume torrente. I veneziani lo definivano proprio così, fiume torrente, cioè ha delle caratteristiche che sono tipiche del fiume, quindi un tratto in cui la portata d'acqua è regolare e un tratto invece, partendo grosso modo da Ponte di Piave verso il mare, verso il monte, dove c'è un andamento più torrentizio e quindi le diversioni, i cambiamenti di corso sono molto frequenti anche oggi. Ma nel tempo il suo corso è più bello adesso, una volta è cambiato, l'intervento antropico ha modificato il suo aspetto, oppure rimane inalterato nei secoli il nostro Piave? No, parlando di Piave dobbiamo proprio immaginare un paesaggio in continuo divenire, un paesaggio che cambia continuamente proprio per questo suo divagare continuo. Certamente rispetto a quando sono stati costruiti gli argini di San Marco, quindi verso la fine del 600, la fine del 500 è cambiato molto, perché prima le diversioni erano anche di parecchi chilometri. Noi troviamo tratti di ghiaia fino a Oderzo o verso Treviso a testimoniare appunto di corsi antichi. Oggi è più regimentato, anche se di anno in anno il corso del fiume, soprattutto nel tratto torrentizio, cambia notevolmente. Se ricordo bene dalle mie letture, la foce un tempo era al Lido, poi è stata spostata, era in quella parte che adesso mi sembra sfoci il Sile e che si chiama in realtà Piave Vecchia, e io sono andata a documentarmi perché non capivo perché il Piave esce a Cortellazzo e lo trovavo anche di qua, e mi sembra di aver capito che siano stati proprio i veneziani che abbiano deviato la foce. Certo, ma è un'operazione che ha fatto con quasi tutti i fiumi che si buttano in laguna. I veneziani avevano piena consapevolezza del valore della laguna anche dal punto di vista proprio strategico della difesa della città, e quindi hanno fatto in modo che i fiumi non sversassero in laguna i fanghi e tutto quello che trascina. Anche per permettere una sorta di bonifica dell'area. Una bonifica, certo, ed evitare l'interramento della laguna, che invece più tardi l'uomo, non capendo il senso e l'equilibrio di questo ambiente particolarissimo, ha interrato, perché per chi non lo sapesse, per fare l'aeroporto di Venezia sono stati milioni di metri cubi di terra e milioni di metri quadrati di laguna sono stati bonificati. Mi sembra che il Piave all'inizio avesse un nome femminile, che era la Piave, proprio legato alla fertilità del suo corso d'acqua, perché attorno alla Piave l'ambiente era molto florido.
Invece in un momento durante la guerra, poi mi sembra di aver letto che D'Annunzio dice, siccome è stato un fiume maschio, un fiume vigoroso, determinante per la guerra, il nome l'articolo va cambiato e gli diamo il Piave, un nome maschile. Questa è una leggenda? No, è verità, in realtà in tutti i documenti che risalgono a prima del 1918, quindi a poco prima della fine della Prima Guerra Mondiale, troviamo sempre la Piave. Il riferimento pare che l'etimo sia legato alla parola pieve, perché attraversava diverse pievi, quindi diverse chiese madri. E poi è legato anche all'aspetto delle pievi proprio. Sì, e poi anche perché il Piave in effetti è un fiume femminile, nel senso di fecondità, si comportava in un certo senso come faceva il Nilo quando poteva esondare, portava questi fanghi. Ed è stato effettivamente il poeta D'Annunzio a fare questa operazione anche antistorica, che però ha vinto, ed ora solo per i più vecchi il Piave è la Piave, che sarebbe la dizione. Sì, in realtà alcuni, io ricordavo di parlare con alcuni anziani e ancora loro la chiamavano la Piave, e poi invece trovavo il Piave, e poi insomma una spiegazione c'è sempre a tutto. E cosa ti piacerebbe dire di questo nostro elemento che almeno io sento visceralmente appartenermi? Quando ci vado mi sento bene, mi piace giocare con i sassi, con l'acqua, guardarlo quando è in piena, quando è in secca. Qual è il messaggio legato al Piave che ti piacerebbe? Ma il messaggio principale è che mi piacerebbe vederlo con l'acqua, e non parlo solo di questo momento particolare, in quanto non piove, quindi da molto tempo c'è una siccità che si fa sentire, però c'è anche il problema legato proprio al furto di acqua, furto dell'acqua, che significa tutta l'acqua che viene prelevata dal Piave attraverso i canali di irrigazione e anche mi sembra ci sia le dighe, centrale varia. Ed è il Piave, come si presentava quando non c'erano questi prelievi, non lo conosciamo, non l'abbiamo mai visto. Questi risalgono a tanto tempo fa, mi sembra già i Serenissimi vedessero nel Piave una buona fonte di irrigazione delle campagne, no? Sì, però erano sempre prelievi molto misurati e anche funzionali effettivamente al bisogno. Oggi durante l'estate noi vediamo correre l'acqua nelle canalette e che va dispersa e buttata via anche quando non serve. Sì. Un argomento un po' particolare, la razza Piave in realtà era una razza di cavalli, mi sembra molto vigorosa, una razza col mantello bianco, poi lasciamo perdere le varie appropriazioni che non mi piacciono, ma questi cavalli erano stati importanti in un momento storico, mi sembra avessero una funzione anche per il nostro territorio, no? Beh, certamente era tanto una razza antichissima, pare discendessero dai famosi cavalli venetici. Quindi appartenevano proprio alla nostra tradizione, alla nostra cultura, erano un unicum e avevano la caratteristica di essere cavalli molto forti, molto resistenti e certamente utili per i lavori di allora, certo. I campi anche per il trasporto delle sabbie, delle ghiaie, perché il Piave è stato prima di tutto una cava di materiale edile e si faceva tutto con il cavallo, mentre i buoi erano usati quasi esclusivamente per l'aratura. Ma una volta, quando non c'erano i ponti, io ogni tanto sento parlare dei cariotti, degli zatterieri, cioè come si attraversava il Piave quando i ponti del Piave non c'erano? Si passavano con delle zattere? No, allora c'erano dei passi barca, si chiamavano, che venivano assegnati proprio attraverso delle gare pubbliche, e consistevano in una barchetta in genere legata a un traghettino, sì, un traghetto legata a una corda,
e c'erano i passadori appunto che facevano attraversare il fiume, certo con dei grossi pericoli perché spesso queste barche si rovesciavano. Comunque magari la portata era anche più... La portata poteva essere importante d'inverno, i passadori spesso erano dei ladroni e anche dei criminali. Per quindi chi passava di là... rapinavano. L'archivio di Stato di Venezia è pieno di processi nei confronti di questi passatori che avevano fama di essere appunto dei ladroni. Quando si trattava invece di passi più importanti come quello di Lovadina c'erano delle zattere, il guado, era il famoso guado di Lovadina. Delle zattere assicurate sempre a delle corde che permettevano di trasportare anche animali, cavalli, carri e mercanzia più importante. Altra cosa invece le zattere che venivano giù dal Cadore e che poi venivano... Ma in realtà il Cadore era, per Venezia, era l'approvvigionamento di legname, per cui il Piave era spesso usato come proprio mezzo di trasporto di questo legname, no? Per la fluidazione del legname che veniva appunto dal Cadorino, ma non solo, anche per tutte le merci che provenivano quindi veniva tutto fatto scorrere tramite il corso d'acqua. Le merci che arrivavano anche dall'Austria, dalla Germania, quindi il ferro, carichi di ferro, di carbone. E quindi attraverso delle zattere. Delle zattere che poi venivano sciolte, zattere lasciate andare praticamente liberamente. Alla deriva, insomma. Sì, fino a Ponte di Piave, lì venivano disfatte, ricomposte in un modo diverso, più piccole, e trascinate a Venezia con i cavalli. Ci sono anche molti letterati che si sono ispirati al Piave, e tra questi Hemingway e anche Parise che tu hai conosciuto e cui avete tutelato a Ponte di Piave anche la sua casa. Cosa ci vuoi dire in merito a questo? Parise ha riconosciuto nei paesaggi del Piave dei luoghi primordiali che ha amato particolarmente proprio perché ne sentiva questa forza, sentimento. Questa forza anche barbarica, proprio vedeva l'animo del popolo veneto in quei luoghi, ne sentiva gli odori. E appunto nel 69-70 acquistò una piccola casetta che c'è ancora esattamente come l'ha lasciata lui, che è visitabile ed è un gioiello della nostra cultura. Quindi il Piave ci appartiene, possiamo dire che i popoli del Piave quindi hanno questa peculiarità, questa caratteristica, questa forza, questa razza Piave che molti nonni dicono tu sei razza Piave, ce la farai sempre, oppure ci sentiamo di appartenere a questo territorio, a questo Piave, oppure no? Cosa dici? Io credo che questa attribuzione possa calzare fino ai nostri genitori, ecco. Poi noi non siamo più... No, noi l'abbiamo persa. L'abbiamo persa perché ci siamo abituati ad altre comodità. Ci siamo adagiati, sì. non abbiamo più questa tempra, questa voglia di lottare e di combattere. Vi ringrazio, spero che questa puntata sia stata interessante, ringrazio il mio ospite con tutte le sue curiosità e tutte le sue informazioni interessanti e vi aspetto la prossima settimana. Grazie e buona giornata a tutti. Arrivederci.